Torniamo, avanza da ovest il fronte del maltempo, temporali e grandinate dal Veronese al Vicentino, tromba d'aria, scoperchi un fienile a Gaglio, alberi abbattuti anche nel Padovano. Allerta meteo da gialla ad arancione, attenzioni in serata e fino a domani mattina. Intanto la regione allarga il divieto di lavorare all'aperto nelle ore più calde. Agguato in piena notte a Milano, ventenne ferito alla spalla da un colpo di arma da fuoco mentre era in casa con la compagna. Sull'episodio indagano i carabinieri. Venerdì mattina a San Stino di Livenza, i funerali di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote di 17 anni in paese, sarà lutto cittadino. Ennesima vittima della strada nella notte a Scorzai, un 49enne di Martellago ha perso il controllo della macchina sbandando sull'altra corsia e finendo contro un platano. Previsto per domani il rientro in Italia della salma del neurochirurgo Riccardo Perini, morto a 67 anni durante un'escursione in mare in Grecia, e il dolore dei colleghi dell'azienda ospedale di Padova. Scopre la relazione extraconiugale della madre della fidanzata e la ricatta per estorcere del denaro, arresti domiciliari per un 18enne. Domani a Padova la Premier Meloni è attesa al congresso della UIL proprio nel giorno del tour veneto del generale Vannacci, che sarà prima a Rovigo e poi a cena con gli imprenditori nella Marca. In vista dell'avvio dei saldi, Confesercenti Veneto Centrale ha presentato questa mattina a Padova la petizione nazionale sulle vendite promozionali e vendite online che chiede di chiedere una regolamentazione. 2 cagnolini abbandonati salvati dai vigili del fuoco a Chiesa dal Pago, uno dei cuccioli era finito in un pozzetto profondo 2 metri. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione veneta di Antenna 3. Partiamo dall'ondata di maltempo annunciata, che è arrivata già in mattinata con una tromba d'aria che si è sviluppata a Gaglio scorperchiando il tetto di un fienile. È durata appena una manciata di secondi, quanto bastava per sventrare il tetto di un fienile. Una veloce ma intensa tromba d'aria si è sviluppata intorno alle 11 sull'altopiano, come documentano le immagini di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, arrivando a toccare terra in contrada Leghen di Gaglio, dove la furia dell'aria ha divelto completamente una falda del tetto di un deposito di fieno, facendo volare come foglie le lamiere della copertura e altri oggetti presenti nei dintorni. Il fenomeno atmosferico, arrivato senza precipitazioni, si è altrettanto rapidamente esaurito senza coinvolgere persone né altri edifici. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco di Asiago con un'autopompa e una squadra di Vicenza con una piattaforma. I soccorritori hanno lavorato per circa 3 ore per mettere in sicurezza i tetti danneggiati ed evitare il rischio di altri crolli. Presente sul posto anche la polizia locale di Gallio. Si è trattato del primo evento meteorologico che ha spezzato il caldo opprimente degli ultimi giorni, con un calo drastico delle temperature e anche di una decina di gradi. L'intensità della perturbazione ha portato la regione a dichiarare l'allerta arancione su tutto il Veneto, esclusa l'area dolomitica. L'instabilità con altri fenomeni intensi rimarrà fino alla mattinata. Maltempo nel Vicentino che, come previsto, ha fatto crollare le temperature. Pioggia, grandine e anche qualche albero caduto hanno provocato qualche disagio nelle aree del territorio. Dopo l'ondata di calore, il calo delle temperature per l'ondata di maltempo in corso che sta colpendo anche il Vicentino a macchia di leopardo, con pioggia, grandine e forte vento nel pomeriggio che in alcune zone ha provocato la caduta di alberi e rami nelle carreggiate. Si segnalano interventi a Brogliano, dove sono cadute alcune piante nella zona nuova del paese, così come 2 piante cadute a Chiampo, una nella strada provinciale che collega Chiampo a Nogarole e una in zona Vignaga. La grandine si è abbattuta sulla parte collinare di Isola Vicentina, Torreselle, e si sono registrati degli allagamenti di strade nelle zone considerate più critiche della città. Intanto il centro funzionale della Regione del Veneto ha dichiarato per l'area, che riguarda anche Vicenza, la fase di preallarme, allerta arancione per il rischio idrogeologico per temporali, e la fase di attenzione, allerta gialla per il rischio vento e ondate di calore per la giornata odierna, e l'allerta gialla per temporali e per rischio vento per la giornata di domani. Allertata la Protezione Civile Comunale. Forti raffiche di vento e di grandine anche nel Veronese, come testimoniano queste immagini a San Giovanni Ilarione, postata dalla pagina Facebook Meteo Triveneto. Evidente la forza del vento che rovescia un bidone facendolo rotolare per metri. Mentre le raffiche sferzano le piante, il nubifragio si trasforma in grandinata allagando le strade.
E finalmente appunto è arrivata la pioggia che ha placato almeno le temperature torride di queste ultime settimane. Previsti ma soprattutto agognati da giorni sono arrivati temporali. Sulla provincia di Padova piogge intense arrivate verso mezzogiorno che hanno rinfrescato l'aria abbassando di qualche grado le temperature torride delle ultime settimane. Lo dimostra il termometro della stazione delle Corriere di Padova. A mezzogiorno e mezzo dopo la pioggia segnava 30 gradi, 6 in meno di quelli registrati prima del temporale. Piogge che in alcune zone sono state accompagnate da forti raffiche di vento. A Limena un albero è caduto in mezzo alla strada in via Fornaci, strada che è stata temporaneamente chiusa per la rimozione, così come sono state chiuse via Sabadine e via 4 Novembre per la sistemazione di 2 pali dell'Enel pericolanti. Grandinata ad Abano Terme. Forti piogge anche in zona Colli, con una strada allagata a Torreglia. L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Veneto per il maltempo si aggrava passando da gialla ad arancione. Il rischio idrogeologico dei temporali in tutto il Veneto, ad eccezione delle Dolomiti occidentali e orientali, e allerta gialla per vento e ondate di calore in diverse zone del territorio regionale. Per domani permane l'allerta arancione o gialla per rischio idrogeologico da temporali e per vento in tutto il Veneto. Fino alla prima mattina di domani, infatti, è previsto il transito di un nucleo depressionario da nord-ovest con una conseguente fase di marcata instabilità. I temporali in sviluppo tenderanno ad interessare tutte le zone con probabilità medio-alta di fenomeni intensi. E passiamo ora alla cronaca con l'agguato in piena notte a Mirano. Un ventenne è stato ferito alla spalla da un colpo di arma da fuoco. Indagano sul fatto i carabinieri. Di solito sento sempre queste cose qua, anche di notte fanno sempre casino di voci, anche al mattino presto, però ieri sera ho sentito queste cose qua, insomma, ho sentito una cosa che ho sentito dire che diceva vai via altrimenti chiamo i carabinieri, questo ho sentito, basta, non ho sentito altro niente. Ho sentito solo il cane che abbaiava come solito. Ah, ok. E poi casino delle voci, sentivo gridare e spesso insomma non mi preoccupo per quello, persone corrette insomma. È ancora ricoverato all'ospedale All'Angelo di Mestre il ventenne ferito con un'arma da fuoco alla spalla in piena notte. Stava rincasando con la compagna nella casa di via Dasman a Zianigo, frazione di Mirano, dopo la serata passata insieme quando 2 persone gli hanno teso un agguato, arma da fuoco in pugno. Gli hanno sparato alla spalla. Sul fatto indagano i carabinieri allertati dai soccorritori del SUEMA 118 arrivati sul posto per medicare e trasportare in ospedale il giovane. La vittima, cittadino di nazionalità albanese, seppur grave, non è attualmente in pericolo di vita e sarà ascoltato nelle prossime ore dagli inquirenti per capire il movente della sparatoria per mano, pare, di 2 connazionali. All'origine si ipotizza un regolamento di conti legato allo spaccio, ma tutto è in mano ai carabinieri che nelle prime ore della mattinata sono tornati nella casa di via Dasman per acquisire materiale utile alle indagini. Trovato un bossolo, ma non ancora l'arma del delitto. I 2 attentatori sono fuggiti, ma le forze dell'ordine sarebbero sulle loro tracce. Si indaga per tentato omicidio, episodio che lascia inquietudine e preoccupazione nella piccola cittadina di Mirano. Mirano è una città tranquilla, episodi particolari non ne succedono, quindi ci dispiace molto. È comunque un campanello d'allarme, cioè la guardia non la devi mai abbassare, poi esiste, come si dice, il paese più tranquillo, quello meno tranquillo, però poi tante volte i fatti smentiscono queste idee, noi dobbiamo essere sul pezzo, avere massima attenzione. Quello che è importante per il momento è che c'è stato un ferito, è un ferito lieve, adesso i prossimi giorni capiremo cosa è successo davvero e nel caso se ci sono dei provvedimenti anche da parte del comune che devono essere presi.
Si svolgeranno venerdì nella chiesa parrocchiale di San Stino di Livenza i funerali di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote di 17 anni. L'11 giugno scorso nella cittadina veneziana sarà lutto cittadino in paese. Il giovane aveva confessato il delitto 2 giorni dopo. Il corpo, assieme al cellulare della donna e all'arma del delitto, era stato chiuso in un sacco e gettato in un vicino canale. Era stato ripescato il 16 giugno in una chiusa sul fiume Lemene. Dopo l'autopsia, dalla quale è emerso che la donna aveva subito oltre 40 colpi di coltello, la procura ha concesso il nulla osta per le esequie. E un altro tragico incidente mortale, a morire un 49enne di Martellago, uscito di strada e schiantato contro un platano. Stava percorrendo via Moglianese intorno alle 22 quando l'auto guidata da Dimitri Pastrello, 49 anni, ha improvvisamente cambiato corsia finendo addosso al platano che costeggia la carreggiata opposta. Sul posto sono intervenuti i residenti delle case vicine che, sentendo il botto, hanno allarmato i sanitari. Al loro arrivo, nonostante i numerosi tentativi di rianimare il 49enne e l'alzata in volo dell'elisoccorso, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Pastrello viveva a cavallo tra Scorzè e Martellago, dove è nato. Si stava trasferendo nel comune di Scorzè dopo lunghi anni passati a Noale, non era sposato e non aveva figli, distrutta la famiglia del 49enne. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che indagano sulle cause del sinistro, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre l'uomo dalle lamiere e recuperare l'auto, chiusa la strada in entrambe le direzioni fino alla conclusione delle operazioni di messa in sicurezza. Torniamo a parlarvi anche della tragedia della Pedemontana. È prevista infatti una grande partecipazione per l'addio congiunto da Don Francesco e Alberto. Domani in Duomo a Schio la veglia di preghiera. Sarà un ultimo abbraccio congiunto, quello a Don Francesco Andreoli e al giovane animatore Alberto Fioretto, quello che si svolgerà alle 18:30 di venerdì al Palasport Romare. È tutta la comunità scledense a partecipare al lutto e stringersi alle famiglie, luogo che è stato scelto proprio perché è previsto un gran numero di persone. Una partecipazione che ha raccolto già nella fiaccolata di lunedì 10.000 persone che hanno percorso in silenzio le vie del centro cittadino per un momento di cordoglio e commozione, un lutto che da giovedì scorso ha investito la città portando all'annullamento di tutti gli eventi legati alla festa patronale. Tutta la comunità scledense ha voluto esserci in quel cammino silenzioso segnato da lacrime, ricordo e vicinanza, stringendosi attorno alle famiglie e all'oratorio salesiano. E in attesa del funerale congiunto, la Camera Ardente sarà allestita da domani all'interno dell'oratorio salesiano e sempre domani alle 18:30 al Duomo di Schio ci sarà una veglia di preghiera. Ed è previsto per domani il rientro in Italia del feretro di Riccardo Perini, il medico dell'azienda ospedaliera di Padova, morto durante una normale escursione di snorkeling a Karpathos, località non lontana da Rodi, in Grecia. Perini, di 67 anni, era originario di Ferrara e da anni era neurochirurgo molto apprezzato nel reparto diretto dal dottor Franco Chioffi. Era un collega molto serio e disponibile con noi dell'equipe, ricorda Chioffi, sempre premuroso con i pazienti, con cui sapeva sempre costruire un rapporto umano prima ancora che professionale. E arresti domiciliari per un 18enne del veneziano accusato di aver ricattato ed estorto denaro alla madre della propria fidanzata dopo aver scoperto una relazione extraconiugale della donna. Secondo i carabinieri le avrebbe chiesto 50.000 euro in cambio del silenzio, riuscendo ad ottenere una prima tranche di 7.000 euro prima che la donna denunciasse tutto, facendo scattare le indagini. Alla seconda richiesta di denaro la procura ha disposto che alla consegna potessero assistere gli investigatori nascosti nelle vicinanze, che hanno quindi arrestato il ragazzo. Teatro della vicenda, una località del Veneto orientale. I militari indagano anche per accertare se nel ricatto sia stata coinvolta anche la figlia della donna, legata sentimentalmente al 18enne, che potrebbe avergli consegnato immagini o documenti sull'infedeltà della madre. E ladri scatenati in tutto il Bassanese. La polizia locale invita ora a denunciare sempre e comunque. L'ondata di colpi in abitazione tra attentati e riusciti che sta interessando tutto il Bassanese sta creando tanta preoccupazione tra la gente. I ladri hanno rubato a Tezze, a Rosà, a Rossano Veneto, oltre che a Mussolente.
In alcune occasioni si sono creati varchi, tagliando recinzioni, fatto sopralluoghi nei giardini alla ricerca di una finestra chiusa male, hanno controllato telecamere e allarmi, agendo completamente indisturbati, come vi abbiamo mostrato con le immagini della videosorveglianza che li ha ripresi in azione. Non si sa se si tratti di una stessa banda o se siano più gruppi di malviventi in azione. Certo è che mai come quest'anno, in questo specifico periodo, si sono verificati così tanti furti e l'attenzione è alta, anzi altissima. La situazione è, per quanto poco cerchiamo di monitorarla almeno con i sistemi che possiamo utilizzare, quindi per quanto riguarda controllo target, videosorveglianza eccetera. L'unico consiglio che io posso dare è una cosa che l'amministrazione comunale ci crede e abbiamo già iniziato i percorsi, sono i controlli di vicinato, quindi l'attenzione verso quello che succede nelle vie e allertare subito le forze dell'ordine. Perché, continua Franceschini, la denuncia è fondamentale. Maggiore sono le denunce, maggiore l'attenzione che verrà portata poi sul territorio da parte dello Stato. Ecco, questo si traduce, comandante, con dovete denunciare assolutamente, perché più denunce ci saranno, più anche dallo Stato arriveranno anche più forze dell'ordine. Corretto, quindi diciamo così gli indici provinciali e comunali della delittuosità danno più potere anche, diciamo così, alle forze statali per dare risorse al territorio. Come necessaria la sinergia tra forze dell'ordine, comuni e cittadini per contrastare la criminalità. Ognuno, insomma, deve fare la sua parte. È una cosa che da soli non si può affrontare a meno che non ci sia proprio una squadra. La squadra non è che le faccia solo le forze di polizia, ma la deve fare anche i cittadini. Anzi, è auspicabile, perché il primo occhio che abbiamo sul territorio sono proprio loro. E domani al congresso della UIL a Padova è attesa anche la Premier Giorgia Meloni. In arrivo in Veneto anche il generale Vannacci. Giorgia Meloni arriva in Veneto, la Premier è attesa a Padova, dove interverrà l'Assemblea Nazionale della UIL in fiera. Nello stesso giorno, a qualche chilometro di distanza, sempre nella nostra regione, ci sarà anche Roberto Vannacci. Il generale, dopo la tappa vicentina, torna in Veneto per quella che a tutti gli effetti una campagna acquisti alla ricerca di consensi, sia tra ex leghisti che tra ex meloniani. Prima a Rovigo per l'inaugurazione della sede di Futuro Nazionale, poi a Spresiano nel Trevigiano per una cena con imprenditori locali. Il sindaco Marco Della Pietra del comune della Marca ha da poco lasciato Fratelli d'Italia. L'incontro con Vannacci apre ipotesi di nuove adesioni. La Premier invece a Padova parlerà davanti a 4.000 delegati UIL. La sua presenza in Veneto però lascia presagire ad un intervento rivolto anche agli alleati in vista delle prossime amministrative, dove l'incognita Vannacci potrebbe minare l'unità del centrodestra in sfide come quella per la città di Padova, dove il possibile candidato Roberto Marcato della Lega non ha mai nascosto la sua opinione sul generale del mondo al contrario, vedendolo come fumo negli occhi fin dalla sua nomina a vice di Salvini, durata quanto una love story estiva. E c'è anche il rischio terrorismo tra i giovanissimi nell'attività della Procura di Venezia. Ne ha parlato la nuova procuratrice aggiunta Barbara Sergenti, a margine della sua cerimonia di insediamento alla Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma. Ragazzi, ripeto, addirittura alcuni non imputabili, però altri anche diciamo sedicenni, parlavano di creare con le stampanti 3D delle armi, e all'esito della perquisizione poi queste armi sono state rinvenute, quindi poi utilizzarle è un attimo. Accanto al problema delle infiltrazioni, se non di un vero e proprio radicamento della mafia, della grande criminalità organizzata nel tessuto economico del Veneto, anche nel nostro territorio c'è un pericolo terrorismo che con l'avvento di internet può raggiungere persino soggetti giovanissimi. È un fenomeno inquietante quello che racconta Barbara Sergenti, la nuova procuratrice aggiunta di Venezia. Noi ci troviamo delle chat di gruppo che sono tra ragazzi, minorenni anche, addirittura non imputabili, che prescinde da contenuti adesivi ad una ideologia che può essere appunto la ideologia jihadista, come quella accelerazionista, suprematista, neonazista. Un mondo ideologico che costituisce soltanto una impalcatura per una fascinazione
della violenza come senso di appartenenza e quindi anche che fa leva su frustrazioni, su disagio personale, familiare, psichico. Alla Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma, durante la cerimonia di insediamento, la procuratrice di Venezia Alessandra Dolci ha definito l'arrivo di Barbara Sargenti un eccellente acquisto e un importante contributo all'organizzazione della procura. Sargenti proviene dalla Direzione Nazionale Antimafia, dove ha ricoperto il ruolo di sostituta procuratrice. Alla fine del decennio scorso ha già collaborato con la Procura veneziana, della quale quindi già conosce la realtà e i problemi legati alla criminalità organizzata. Molto spesso queste infiltrazioni ovviamente sono relative ai maggiori settori produttivi e con ricadute nelle amministrazioni che sono collegate da un rapporto di collaborazione interistituzionale con le realtà produttive, commerciali. Il progetto di una nuova centralina idroelettrica, ma con ricadute anche sul Longaronese, sembra inarrestabile. La memoria del Vajont grida vendetta e la comunità è quindi in rivolta. Un ricorso formale al Capo dello Stato in alternativa al Tribunale delle Acque contro il via libera alla nuova centralina idroelettrica sul torrente Vajont ormai a rivolta, perché quando si parla di Vajont il valore morale non può passare in secondo piano. L'hanno ribadito i cittadini presenti all'Assemblea Pubblica alla Sala Popoli d'Europa, che hanno espresso contrarietà all'opera i cui benefici, anche volendoli monetizzare, sarebbero risibili per tutti. Netta la posizione del Comune di Longarone. Se questa è un'opera interamente privata, noi non possiamo permettere la realizzazione. L'autorizzazione che è in mano a chi ha la concessione, quindi al privato, dà delle possibilità comunque di ricorsi al Tribunale delle Acque per poter anche ripartire con la valutazione di impatto ambientale, e dall'altro l'estrema ratio è un ricorso al Presidente della Repubblica che può intervenire in questi casi qualora ci siano delle motivazioni reali e soprattutto ci sia una sensibilizzazione delle comunità. Il progetto privato è blindato anche perché la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di non vincolarlo alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Noi non vogliamo metterci contro nessuno, però un intervento di utilizzo di quelle acque a scopi strettamente privatistici non può essere accettato né dall'amministrazione comunale ma né dalle nostre comunità. Tecnicamente, afferma Padrin, ospite a Ring, non ci sono ostacoli, ma la mobilitazione può certamente favorire un percorso diverso a fronte degli oltre 1900 morti di 63 anni fa. Ma la storia si ripete. Lo si è visto con la lunga battaglia contro la realizzazione dell'invaso sul Vanoi, voluto dal Consorzio Bonifica Brenta per portare acqua alla pianura assetata. Sembra che finalmente siamo alla parola fine, perché il Consorzio finalmente ha una posizione per ritirare il progetto e per non portarlo a conclusione. Comunque, se dovesse andare avanti, certamente le nostre comunità hanno già risposto in maniera assolutamente negativa. La partita deve essere chiusa in maniera definitiva, sia per noi che per la provincia di Trento, per cui attendiamo trepidanti questo momento. E in vista dell'avvio dei saldi, Confesercenti Veneto Centrale ha presentato questa mattina a Padova la petizione nazionale sulle vendite promozionali e le vendite online per chiedere quindi una regolamentazione. Non è solo cambiare la data dei saldi, anche se è molto importante, perché i saldi devono diventare saldi di fine stagione, come si chiamano, regolamentare anche le promozioni e sicuramente creare un mercato equo per tutto questo settore che è in difficoltà da molti anni. Per questo Confesercenti Veneto Centrale e Fismo propongono una petizione per regolamentare i saldi che siano realmente di fine stagione e che vadano a beneficio dei negozi tradizionali e di vicinato. I tre pilastri fondamentali sono delle regole chiare perché i saldi comincino più avanti, delle regole che mettano tutte le attività commerciali, non solo i piccoli commercianti ma anche le grandi piattaforme e le grandi strutture, e questa bagarre di sconti e vendite promozionali tutto l'anno, che ci sia una regolamentazione, perché il consumatore finale ormai non sa più quali siano i saldi e quali siano le promozioni.
I commercianti intanto si preparano ai saldi estivi 2026 che a Padova e in Veneto partiranno sabato prossimo. Da un sondaggio realizzato dall'Osservatorio Economico di Confesercenti del Veneto Centrale è emerso che l'80% degli intervistati approfitterà dei saldi specialmente per acquistare abbigliamento e calzature e che la spesa media sarà di circa 190 euro a persona. Resta però molta la confusione tra promozioni speciali e saldi, tanto che il 54% delle persone afferma di non riuscire a distinguerli. Certo, i presaldi sono un nuovo termine che utilizziamo nell'ultimo periodo. Ci sono dei saldi, devono essere regole uguali per tutti, che va sia dal commerciante, dalla grande distribuzione e anche sul web. Quindi nel momento in cui definiamo che sono saldi di fine stagione o sono promozioni o sono vendite speciali, devono essere ben determinate, regolamentate, in modo che ci sia una concorrenza sì leale e equa per tutti. E l'abbandono degli animali d'affezione è una piaga che non guarisce. Il mese di luglio statisticamente è il periodo in cui vengono abbandonati più animali, cani e gatti per strada, e il bellunese non fa eccezione. Ecco l'ultimo salvataggio di 2 cucciole di cani abbandonati a Cava Marera, a Chies dal Pago. A chiamare i vigili del fuoco attorno alle 8 di stamattina è stato il gestore di un vicino agriturismo, richiamato dai guaiti di uno dei 2 piccoli animali finito all'interno di un pozzetto lungo la strada, profondo circa 2 metri. I pompieri si sono calati nel pozzetto con uno spezzone di scala e hanno recuperato il cagnolino, mentre l'altro piccolo era già tra le braccia possenti di un vigile del fuoco. Entrambi in buone condizioni, i cuccioli sono stati temporaneamente affidati al gestore dell'agriturismo in attesa del trasferimento al canile sanitario per tutti gli accertamenti del caso. E ieri al centro Don Paolo Chiavacci Lago a Crespano un concerto degli alpini. Lui è sempre stato un prete alpino, forse ancora un alpino prima di un prete. Lui ha sempre partecipato a tutte le commemorazioni degli alpini in Grappa, ha inaugurato il Castagnier della Madonnetta qui a Crespano e gli alpini sono quelli che hanno costruito assieme a lui materialmente, proprio mattone su mattone a picconate, questa la base di quello che poi è diventato il centro Don Paolo Chiavacci. Un concerto alla memoria di Don Paolo Chiavacci e di quanti hanno contribuito alla crescita del Centro di Spiritualità e Cultura di Crespano a Pieve del Grappa. Incontro musicale con il creato è il titolo dell'evento, che ha visto esibirsi il coro alpino Monte Castel di Crespano e il coro Ana di Oderzo. Un legame profondo quello di Don Paolo con gli alpini. Prima di diventare prete aveva fatto parte anche lui delle Penne Nere e in fondo non le aveva mai davvero lasciate. Presente al concerto nella suggestiva Casa Schiba anche Monsignor Michele Tommasi. Musica, spiritualità e natura, le protagoniste indiscusse. Venire a vivere un'esperienza di musica, di bellezza, di armonia in questo posto al centro Chiavacci, in cima al Prato della Schiba, è un momento molto, molto spirituale, molto concreto al tempo stesso. È un momento in cui ricordiamo la figura di Don Paolo Chiavacci per tutto quello che è riuscito a vedere, a immaginare, a sognare e a realizzare in questo posto meraviglioso, l'incontro con la natura, tra le persone, che alla fine è l'incontro con Dio. Dovremmo portare molta più gente qui perché veramente si capisce il senso della necessità di salvaguardare il creato, perché qua ci si sente veramente, l'ho detto prima, in armonia e in pace con se stessi, con le persone che abbiamo intorno e anche con il mondo. E questa era anche l'ultima notizia di oggi. Dopo la sigla, le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buona serata su Antena 3.